Ben ritrovati con l'informazione di TG Verona Economia. Vediamo le notizie di oggi dal sito veronaeconomia.it. Veneto, marzo 2025, occupazione in crescita ma rallenta il ritmo rispetto al 2024. Il mercato del lavoro veneto chiude il primo trimestre con un saldo positivo di 21.300 posti, ma paga il posticipo della stagione turistica, che è un calo della domanda, appunto più 21.300 posti di lavoro dipendente, ma appunto pesa sull'andamento del mese di marzo rispetto all'anno scorso. Il posticipo delle festività pasquali l'anno scorso era stato più 28.700, influenzato così in modo significativo la dinamica delle assunzioni, in calo dell'11%. Ovviamente l'impatto del settore turistico stagionale ha questa conseguenza. Qui vediamo alcuni dati, trovate sull'articolo anche i grafici di Veneto Lavoro. Nel complesso la domanda di lavoro si conferma in flessione del 5%, mentre le cessazioni restano stabili, anche grazie all'aumento delle interruzioni di fine contratto a termine, più 17%, e alla contemporanea diminuzione di dimissioni e licenziamenti. La contrazione delle assunzioni coinvolge in particolare le donne, meno 9%, e i lavoratori italiani e la fascia di età fra 30 e 54 anni. Resta alta l'incidenza del part-time, che rappresenta il 33% delle nuove attivazioni, in lieve calo rispetto all'anno precedente. Proseguiamo con Centromarca Banca, che chiude il 2024 con un utile di 24 milioni e mezzo e rafforza il legame con il territorio, bilancio in crescita, impieghi record e attenzione alla sostenibilità e inclusione. CMB si prepara all'assemblea dei soci con ottimi risultati. Anche qui trovate l'approfondimento sui dati dell'istituto di credito. Continuiamo con il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che attacca Mediobanca, profitti record ma aumentano il canone per l'inflazione. Il consigliere regionale del Veneto denuncia pubblicamente la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte di Mediobanca Partner, oligopolio arrogante che danneggia i risparmiatori, dice Valdegamberi. Conti online contro la desertificazione bancaria, l'alternativa digitale conquista sempre più italiani, senza filiali ma con tanti servizi. I conti correnti online si affermano come risposta concreta alla chiusura degli sportelli, offrendo strumenti evoluti, costi ridotti e semplicità d'uso. Oltre 4 milioni e mezzo di persone in Italia vivono in comuni senza una filiale. Con questo dato chiudiamo l'appuntamento di oggi con il TG Verona Economia e con il TG Daily. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.